Le polemiche nel Veneto, che la tradizione vede come patria della balena bianca, scoppiano a 10 giorni dalle elezioni europee. La scintilla un comunicato diffuso dalla diocesi di Padova rivolto alla comunità cattolica che vuole dare un indirizzo di voto alle prossime elezioni. Un indirizzo che non fa riferimenti a persone o partiti, ma a valori e criteri. L'invito dunque a votare chi sostiene il progetto Europa, rispettoso dell'autonomia dei singoli Stati membri e insieme capace di scelte unitarie all'insegna dell'integrazione europea, e non quanti non credono nell'Europa e la tollerano soltanto per gli interessi nazionali. Parole che hanno suscitato la reazione della Lega, con la consigliera regionale leghista Francesca Scatto, che si rammarica per queste parole e afferma che la politica non si deve fare nelle chiese. Il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, arrivato in città per un convegno sulla tutela dell'incolumità delle forze dell'ordine, ha risposto sulla questione. Deve essere ben chiaro un discrimine, sì e valorizzazione alle forme di immigrazione legale. Questo è un governo che ha fatto un decreto flussi da 450.000 quote e quindi credo che l'immigrazione legale vada sostenuta. Dico no, e da questo punto di vista stiamo operando in modo importante. Dico no all'immigrazione illegale, dico no all'immigrazione non controllata, perché l'immigrazione illegale genera caporalato, sfruttamento, lavoro nero, ghetti, crea criminalità, violenza. Io credo nel valore dell'integrazione. Oggi abbiamo un grande problema, che è quello delle seconde generazioni, che dimostra però che il problema dell'integrazione non sta assolutamente funzionando. L'immigrazione va controllata e per avere buona integrazione abbiamo bisogno che i numeri scendano. Io sono contento perché quest'anno i numeri dei flussi migratori sono circa il 60% meno rispetto all'anno scorso. Il governo ha ridotto i flussi di immigrazione clandestina, spiega Molteni, che auspica anche un intervento dell'Europa. Mi aspetto che anche l'Europa sul tema dell'immigrazione faccia la propria parte. Questi anni l'Europa si è voltata dall'altra parte. Io credo che difendere confini e frontiere sia un'opportunità non solo per l'Italia ma anche per le istituzioni comunitarie.